Clamoroso colpo a Palazzo Ducale, rubati i gioielli della mostra sui tesori dei Maharaja, proprietà di uno sceicco. Secondo la questura potrebbero valere milioni di euro e parte la caccia al ladro. Tra i veneziani intanto è già scattata l'inevitabile polemica: come è stato possibile aggirare misure di sicurezza che dovrebbero essere massime. Meno di un anno fa la discussa rapina coi fumogeni in piazza San Marco. E proprio la sicurezza del salotto del mondo è al centro della sperimentazione sul conteggio di persone e la chiusura della piazza. L'amministrazione annuncia primo test a Carnevale. Una 23enne di Martellago è rimasta gravemente ferita dopo essere volata con l'auto in un pendio al lato dell'acquato tra Grisignano e Vicenza Est, estratta dalle lamiere dei pompieri, lotta per la vita in ospedale. Siamo stanchi di essere usati come capro espiatorio per tutti i mali di Venezia, così i proprietari di appartamenti a uso turistico si ribellano agli aumenti della tassa di soggiorno, pronti ad azioni legali. Dietro alla rivolta popolare contro i sacchetti a pagamento per frutta e verdura c'è il fallimento di un'intera classe politica che non sa parlare al paese, l'accusa del presidente del Codacons Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano, dunque, l'avete sentito, il clamoroso colpo messo a segno a Palazzo Ducale. Questa mattina i ladri sono entrati nella sala dove è allestita la mostra di gioielli, riuscendo a rubarne alcuni. Tutta la cronaca di questa incredibile giornata nel nostro servizio d'apertura. Poco dopo le 10 è scattato per appunto l'allarme che è stato girato alla sala operativa della questura, e immediatamente l'intervento sul posto della squadra mobile del commissariato di San Marco, e quindi sono già iniziate subito le indagini. Colpo grosso a Palazzo Ducale, dove è allestita la mostra di gioielli tesori dei Mogul e dei Maharaja, la collezione di Altani. I ladri sono entrati con tutta probabilità da qui, dall'ingresso principale come dei normali visitatori, poi sono riusciti ad aprire la teca, a rubare il contenuto e a fuggire senza essere fermati, mimetizzandosi tra la folla con un paio di orecchini e una spilla per un valore di circa 33.000 euro, valore doganale indicativo che sul mercato nero potrebbe arrivare invece a centinaia di migliaia di euro. Per gli investigatori però sono gioielli difficili da smerciare perché catalogati e parte di una collezione. Il sistema di videosorveglianza avrebbe comunque immortalato i ladri che, secondo il vicario del questore, sapevano muoversi bene. Comunque possa essere un sistema di sicurezza attento e sofisticato, probabilmente è verosimile che prima abbiano individuato le eventuali vulnerabilità che ogni sistema di sicurezza può avere, e quindi poi abbiano inciso e quindi abbiano realizzato l'evento furtivo questa mattina. E intanto c'è chi si pone domande anche sulla gestione della sicurezza, che però, specifica Odorisio, non ha nulla a che vedere con i rischi per la popolazione. Sono sicuramente due temi completamente differenti, ripeto, non si possono sovrapporre una sicurezza in termini appunto di sicurezza, di ordine pubblico, e un evento delittuoso, sicuramente clamoroso, per il quale comunque stiamo lavorando. Di diversa opinione alcuni veneziani che abbiamo incontrato all'esterno di Palazzo Ducale a poco tempo di distanza dal furto. Stavamo cercando di entrare per vedere adesso i gioielli, evidentemente qualcuno ci ha preceduto. Era l'unico motivo per cui volevamo vedere oggi, perché sappiamo che è l'ultimo giorno dell'esposizione e poi si conclude. Mentre a distanza di qualche ora dal furto di gioielli a Palazzo Ducale c'è chi fa la coda ignaro che la mostra sia stata chiusa perché il cartello di avviso si legge solo una volta giunti all'ingresso, qualcun altro punta il dito sulla gestione della sicurezza interna, che a parte i sistemi tecnologici che possono presentare delle falle, implica anche poca attenzione da parte di chi invece dovrebbe averne molta. È un problema loro, forse non era sufficiente. Mio figlio ha visto la mostra ieri e ha detto che c'erano 4 guardie che chiacchieravano tra di loro, quindi è probabile che ci siano state delle defiance nella sicurezza, tutto qua, perché è impossibile rubare qui dentro, poi dei gioielli così, a meno che il furto non sia su commissione. È impossibile rubare qua, quindi le guardie sono state inefficienti o perlomeno erano troppo poche. Perché quando si hanno dei tesori immensi è bene sorvegliare. Un fatto clamoroso ma non senza precedenti. Impossibile di fronte a queste immagini non tornare con la mente a quanto accaduto nel marzo scorso a pochi metri di distanza da Palazzo Ducale.
A quasi un anno dall'ultimo episodio, Piazza San Marco di nuovo violata dalla criminalità organizzata. Risale al 17 marzo del 2017, il precedente più clamoroso, almeno in tempi recenti, di banditi che hanno preso di mira l'area più preziosa e delicata di Venezia. Le immagini della tentata rapina in una gioielleria all'ombra del campanile avevano fatto il giro del mondo, suscitando non poche polemiche per la facilità di attaccare una zona così sensibile dove i livelli di sicurezza dovrebbero essere al massimo. La pronta reazione del personale del negozio e di un turista che dall'esterno si era accorto di quanto stava avvenendo e aveva allertato le forze dell'ordine impedì al comando di professionisti di impadronirsi del bottino. Per coprirsi la fuga i banditi avevano azionato dei fumogeni scatenando il panico tra la nutrita folla di turisti presente in piazza. A distanza di 10 mesi quella vicenda non è ancora conclusa. La lunga indagine dei carabinieri ha progressivamente ristretto il cerchio intorno all'identità dei rapinatori. Si tratterebbe di un noto gruppo di pregiudicati originari dell'Europa dell'Est. Alcune impronte digitali lasciate da uno di loro sul luogo del delitto, seppur parziali, potrebbero costituire l'indizio principale per risalire all'identità dei predoni, che secondo alcune indiscrezioni avrebbero nel frattempo lasciato il paese per sfuggire alla caccia dei militari. Continuiamo con la cronaca, incidenti in A4 stamane all'altezza di Grisignano di Zocco nel Vicentino, una 23enne veneziana è rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Vicenza. Grisignano di Zocco, grave incidente questa mattina lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Grisignano di Zocco e Vicenza Est in direzione Milano. Sono le 6:50 del mattino quando per cause ancora in corso di accertamento la Volkswagen Lupo guidata da una 23enne di Martellago ha urtato una Lexus che correva nel suo stesso senso di marcia. L'impatto è stato violento, l'auto della 23enne è carambolata fuori strada finendo nel pendio autostradale. La ragazza è rimasta bloccata all'interno. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la Volkswagen finita nella scarpata ed estrarre la ragazza. Sul posto il personale del SUEM che ha stabilizzato la 23enne per poi elitrasportarla all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove è in rianimazione. Illeso invece il conducente della Lexus. Rissa tra stranieri al mini market di via Trento a Mestre, un pestaggio violento per questioni di soldi probabilmente legati alla droga. Furioso il titolare del negozio, anche lui cittadino straniero, pronto alla denuncia. Una persona ha detto dai i miei soldi, un'altra persona no. Tutti e due come guarda. Allora praticamente uno voleva i soldi da un altro, sì, no? Sì, un'altra persona dai i miei soldi, lui ha detto no. Tutti e due insieme, io parlo vai fuori. Lui non è mai fuori, prima questa qua, dopo una persona ha detto chiama polizia, un'altra persona parla chiama fuori di strada. Subito io vai là, vedi che è tutto caduto come così. È lo stesso titolare del mini market a raccontare l'accaduto ancora sotto shock. Una rissa, l'ennesima, tra stranieri a Mestre. Questa volta è accaduto in via Trento, zona calda della terraferma e ricca di spacciatori. Due nigeriani di 26 e 41 anni si sono pestati selvaggiamente all'interno dell'esercizio commerciale, scaraventando a terra merci e scaffali. La volante della questura poco distante è intervenuta alle 17:45 di ieri, dopo aver notato gli stranieri correre verso il negozio. Prima volta questa qua, come è caduto questa, visto? Prima volta qua, dentro così. Ah, hanno distrutto qua, sì? Sì, seconda volta come qua, seconda volta dopo vai là. Qui è iniziato la rissa e poi è continuato là. Sì. Erano solo in due o anche altri? Solo due persone. Gli agenti hanno assistito praticamente in diretta alla rissa, minacce e spintoni che hanno creato il caos nel piccolo esercizio il cui titolare, nel video del residente Luigi Corò, si dice stanco di simili episodi e intenzionato a denunciarne i protagonisti alle forze dell'ordine. I due nigeriani sono in regola con il permesso di soggiorno, ma sul 41enne pende un divieto di dimora del comune di Venezia. Torniamo a parlare di sicurezza in piazza San Marco, nel cuore di Venezia, con le importanti novità in arrivo per il Carnevale. Sarà il Carnevale 2018 il banco di prova del controllo delle presenze turistiche a Venezia, annunciato dall'amministrazione comunale. Rispetto allo scorso anno sono infatti intervenute due novità fondamentali: la sperimentazione delle nuove tecnologie contapersona in piazza San Marco e l'entrata in vigore del decreto Minniti firmato in seguito ai fatti di piazza San Carlo a Torino. L'area della piazza sarà dunque suddivisa in diversi settori, ciascuno con un proprio varco d'accesso e percorsi predeterminati in uscita.
Ci atteniamo scrupolosamente a quello che correttamente ci impone il decreto Minniti. Questo ci favorisce o ci stimola ancora di più nel percorso che riguarda il conteggio delle persone, per sapere effettivamente quante persone arrivano in città e quante persone ci sono in piazza San Marco durante il carnevale. La densità massima prevista dalla norma è di 2,5 persone al metro quadro. Il calcolo esatto non è ancora stato effettuato, ma indicativamente il tetto dovrebbe superare di poco le 50.000 persone, molte meno dunque delle 100.000 che hanno assistito al volo dell'Angelo lo scorso anno. Nell'occasione sarà sperimentato il sistema di telecamere, sensori laser e software di ultima generazione che dovrebbe essere in grado di restituire automaticamente in tempo reale l'esatto numero di occupanti della piazza. Bisogna vedere in base a quelle che sono le imposizioni del decreto, vedere qual è la capienza. A capienza raggiunta giustamente si invita le persone ad arrivare con un buon anticipo. Chi arriva in ritardo avrà dei problemi. L'associazione di categoria dei proprietari di case ad uso turistico ha deciso di avviare un'azione legale contro gli aumenti della tassa di soggiorno decisi dal Comune di Venezia. Sono scattati il 1° gennaio gli aumenti della tassa di soggiorno per i titolari di locazioni turistiche nel Comune di Venezia. Se per alberghi e bed and breakfast le tariffe restano inalterate, chi decide di affittare la propria casa si troverà a far pagare in alcuni casi anche il triplo dello scorso anno. Dagli 1,5 euro a persona si è infatti passati a un minimo di 2 fino a un massimo di 5, a seconda della classificazione catastale dell'immobile, un criterio che ha fatto insorgere l'associazione di categoria dei proprietari. Siamo a conoscenza di palazzi veneziani che sono, non dico fatiscenti, ma poveri quasi, che quindi cercano di mantenere la loro struttura anche facendo questo tipo di accoglienza, dove il turista si trova a pagare 5 euro al giorno, come un 5 stelle. Lo troviamo un po' iniqua, ecco. La nostra associazione, annunciano dall'ABAV, ha deciso di avviare un'azione legale contro questi aumenti di fronte al garante della concorrenza. Noi troviamo che appunto questo tipo ci sia fatta un po' una caccia alle streghe nei confronti di questo settore. I piccoli proprietari non hanno avuto finora una forte lobby come quella degli albergatori, proseguono dall'associazione, anche per questo forse sono usati sempre più spesso come capri espiatori per tutti i mali di Venezia. Ma non siamo noi responsabili di un ventennio di politiche scriteriate in centro storico e siamo pronti a difendere i nostri diritti. Esiste e noi li abbiamo e siamo anche disponibili a presentarli. Strutture, gente che ha realizzato e ha impostato il suo stile di vita proprio affittando un bene di proprietà, non avendo alternative lavorative. Perché la realtà è questa: Venezia, una politica è stata fatta a Venezia non sulla residenzialità, è ventennale il problema, adesso sta scoppiando la patata in mano a questa nuova gestione comunale. Ci fermiamo adesso per pochi minuti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3 per tornare a parlare delle polemiche legate ai sacchettini biodegradabili a pagamento per la frutta e verdura, la novità introdotta dal 2018. Ebbene, siamo andati a sentire che cosa ne pensano i cittadini fermati proprio dopo essere stati al supermercato dove hanno comprato appunto frutta e verdura. È un disastro, insomma già abbiamo tante di quelle spese e sono aggravate ancora altre spese, per le famiglie è diventato veramente difficile, e non è giusto. Una cavolata, ognuno può portarsi il sacchettino oppure prenderlo pagando quello che deve pagare. Da una parte penso sia anche giusto, perché la gente li porta a casa, li usa come se fossero niente. Sta bene a noi perché ci meritiamo queste altre, siamo noi che siamo incivili. In Italia cos'è che non si paga? Ci siamo capiti, si paga tutto, pagheremo anche quello. Penso che è uno schifo, tanto, è tutto uguale, voglio dire, non è che cambia niente. Leggevo l'altro giorno che ogni famiglia all'anno saranno 12 o 15 euro di più di spesa all'anno, ne abbiamo già di altre, quindi figuriamoci un poco. Mi sembra che non sia giusto una cosa del genere. No, troppo proprio che pagare sempre tutto, troppo. Abbiamo visto che ogni supermercato ha un prezzo diverso.
E su quello che in questi giorni sembra essere diventato davvero il principale problema dell'intero paese, quello appunto dei sacchettini biodegradabili a pagamento, prende posizione anche il Codacons del Veneto. Il disagio e la risposta della gente segnala ancora questa frattura che c'è tra il legislatore e la gente normale, la gente quotidiana. Dietro la rivolta popolare contro i sacchetti a pagamento per frutta e verdura c'è la lontananza tra politica e paese reale, secondo il presidente del Codacons Veneto Franco Conte. Quella introdotta dal governo è una forma di tassazione occulta, riflette, ma si tratta nel peggiore dei casi di poche decine di euro all'anno per famiglia. Una simile reazione è senz'altro fuori misura. Mi aggiungono notizie che ci sono code ai supermercati della gente che per cattiveria reazionaria fa marcare ogni mela, ogni arancia, così si risparmia il sacchetto, no? Ma soprattutto è un moto di rivolta che non ha una logica sulla quantità della somma, ma una logica sulla difficoltà di presentare un'iniziativa che per altro verso poi è positiva. Le ragioni dell'ecologia sono valide, sostiene Conte, quello che è mancato è la capacità di spiegarle e farle capire ai cittadini. Ormai la gente purtroppo appunto ha questo rigetto verso le istituzioni e questo episodio conferma come basta un fiammifero così banale per attivare. Serve un atto di responsabilità di tutta la politica, invitano dal Codacons, per restituire fiducia in una classe dirigente che si è finora dimostrata incapace di agire in maniera responsabile. Le statistiche dicono che circa il 60% degli italiani è favorevole alla misura, però il risultato è che noi abbiamo il clamore di questa rivolta di persone rancorose. Su questo io invito tutte le istituzioni, dal governo, lo Stato, alla nostra regione, ai sindaci, a cercare di creare un clima per cui questo rancore si dissolva e lasci il posto alla razionalità. Parliamo ora di sanità che in Veneto registra di nuovo conti in attivo. Il Ministero certifica infatti un avanzo di 13,7 milioni di euro. La Regione Veneto presenta a conto consuntivo 2016 un avanzo di 13.729.000 euro alla voce sanità. Firmato Ministero dell'Economia e Finanze. A darne notizia con orgoglio il governatore Luca Zaia dopo aver ricevuto gli esiti dell'esame sui conti sanitari delle regioni effettuato da uno specifico tavolo del MEF. La squadra compatta della sanità veneta, gestita con la prudenza e la saggezza del buon padre di famiglia, ha vinto ancora anche sui conti. Non ce li siamo fatti da noi, ma sono stati valutati euro per euro dal tavolo ministeriale, spiega il presidente Zaia, che aggiunge come questo risultato sia stato raggiunto senza tasse, unici in Italia a non aver introdotto, continua Zaia, e non lo faremo nemmeno quest'anno l'addizionale regionale IRPEF sulla sanità, il che significa che sul podio con i conti in attivo, la promozione sui LEA, zero tasse, la sanità veneta vince la medaglia d'oro, quella d'argento e anche quella di bronzo. Nell'anno valutato dal Ministero alcune aziende sanitarie venete hanno chiuso con perdite d'esercizio pari a 219.851.000 euro, altre con un attivo di 3.680.000 euro, per una perdita di esercizio aggregato di 216.170.000 euro, ciò a fronte di un utile della gestione sanitaria centrata in capo alla giunta regionale pari a 233.581.000 euro. L'utile di esercizio consolidato è stato quindi fissato dalla Regione in 17.410.000 euro, poi ridotto a 13.729.000 euro sulla base delle severe verifiche effettuate dal Ministero. Una settimana di eventi di marea sostenuta, un solo caso di marea molto sostenuta e nessuna marea eccezionale. Il Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia ha reso noti i dati sull'andamento mareografico del 2017. Il livello massimo annuale è stato registrato il 5 novembre alle ore 23:50 con un valore di 127 centimetri. Il 2017 è stato un anno con un numero poco rilevante di eventi di alta marea. Siamo adesso allo sport, basket, l'Umana Reyer inizia l'anno con una vittoria decisamente soddisfacente. 91-59, grande risultato per gli Orogranata sul parquet di Capodorlando, una sfida che finora non era mai stata vinta dai ragazzi di Coach De Raffaele e che ha dato non poca soddisfazione alla squadra. Avevo chiesto alla squadra una prova di solidità mentale per 40 minuti perché sapevamo quanto Capodorlando per noi fosse un campo difficile storicamente, non avendoci mai vinto. Sono contento per i giocatori perché hanno fatto una partita forse la migliore della stagione per quanto riguarda impatto sulla partita,
rispetto del piano partita e anche qualità del gioco, perché a tratti veramente mi sono molto piaciuti. Penso nel complesso dei 40 minuti la partita migliore per presenza, per intensità, per continuità. Una vittoria che permette alla Reyer di guadagnare i 2 punti ed entrare in Final 8 di Coppa Italia. Continuare a lavorare, però questa vittoria ci dà grande fiducia e soprattutto grande coesione di squadra in un momento di emergenza, non ce lo dimentichiamo, e soprattutto ci dà anche naturalmente la qualificazione ennesima alla Coppa Italia, la nostra quinta consecutiva, la sesta in 7 anni, che vuol dire comunque che la società è una società che sta lavorando bene da tanti anni e di questo siamo naturalmente doppiamente soddisfatti. E per la nostra rubrica dedicata al presepi vediamo quello realizzato da Luciano Zanella di Vigonovo. Vi ricordiamo l'appuntamento con 20:10 in studio Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega Nord di Treviso, e Alessandro Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto. Questa sera alle 21:15 torna poi la Zanzega, si occuperà di suggestioni, storie e sapori della laguna di Venezia. In studio con Lele Marcasso, un modellista archeologo che ricostruisce le galee veneziane, Daniele Zennaro, uno dei giovani chef più importanti d'Italia, lo storico d'arte Claudio Rorato e tanti altri ospiti. Per l'edizione veneziana è tutto, vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale il bel tempo sulle nostre regioni, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo insieme il dettaglio del 4 gennaio. Sul Veneto foschie, nebbie e nubi basse sulle pianure meridionali nella prima parte della giornata, ma con tendenza al rasserenamento. Bel tempo altrove con ampio soleggiamento dove il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -2 e +2 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino qualche foschia, nebbie e nubi basse sulle pianure del Pordenonese, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sui restanti settori con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo in prevalenza buono, con ampio soleggiamento, cielo poco o parzialmente nuvoloso sul Trentino, un po' più instabile sull'Alto Adige, con nevicate diffuse sui rilievi oltre i 1000 metri di quota. Le temperature massime saranno comprese tra -1 e 3 gradi, minime tra -5 e 2 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste, poco mosso invece al largo, i venti deboli da nord sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.